Luca Zaia, governatore del Veneto, in campo per la poltrona di Presidente del Consiglio. La Lega Nord lancia Zaia nella mischia, però il governatore è di tutt'altro avviso. Ringrazia, ma è perentorio. Io continuo a ringraziare per queste attestazioni di stima anche da parte del segretario Maroni. Dico semplicemente che il Veneto ha bisogno di un governatore a tempo pieno, non di uno che si distrae per mesi per una campagna elettorale. Il governo della regione, con tutti i problemi di crisi e occupazione, è al primo posto per le beghe politiche e non c'è tempo. Davanti alla difficoltà della crisi, a 160.000 disoccupati, qui bisogna essere sul pezzo H24. Io seguo i disoccupati, le famiglie che hanno bisogno e sinceramente delle beghe della politica non me ne frega niente. Ed è proprio l'economia il cavallo di battaglia che la Lega vuole cavalcare di questi tempi, con gli imprenditori insoddisfatti a caccia di un partito che li rappresenti, la questione settentrionale che si fa sempre più pressante. Gli stati generali lanciati dal segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, non potevano che riguardare il mondo dell'imprenditoria. È una 2 giorni in cui la Lega principalmente ascolta. I tavoli saranno in prevalenza costituiti da esterni rispetto alla Lega, da imprenditori, i 6 tavoli del venerdì, con la presenza di alcuni esponenti della Lega per ascoltare. Invitati a parlare gli imprenditori, indifferenti alla loro collocazione politica, l'importante è che abbiano qualcosa da dire. Abbiamo solo verificato che siano imprenditori veri, che siano imprenditori che si rimboccano le maniche, che lottano e che hanno qualcosa da dire. 2 giorni, il 28 e il 29 settembre, al Lingotto di Torino, luogo simbolo dell'impresa e oggi della sua decadenza, per ascoltare gli imprenditori provenienti da tutto il nord, dalla Liguria al Veneto, al Trentino, al Friuli Venezia Giulia, fino alla Toscana. Territori apparentemente diversi, ma con un tessuto economico omogeneo. Da comprendere saranno le sfumature dalle quali si dovrà ripartire per rilanciare l'economia del nord. Per noi è il territorio. E articolare la proposta politica sul territorio vuol dire tener conto proprio delle differenze. A fare sintesi sarà lo stesso Maroni e da questa 2 giorni uscirà il nuovo manifesto della Lega.